Cambiamo pagina, anche quest'anno sono arrivati appassionati da tutto il centro Europa per la 17ª edizione di Jazz and Wine of Peace, la rassegna musicale organizzata dal Circolo Controtempo che distribuisce i suoi concerti nelle più suggestive location del Collio Cormonese. Domani giornata conclusiva con 2 concerti in esclusiva per l'Italia. Ce ne parla Maurizio Mervar. Vengo da Vienna, me l'hanno consigliato gli amici e tra musica e vino c'è proprio da divertirsi. Karl-Heinz Micklin al Kulturnidom di Nova Gorica con il quintetto Argentina che annovera il miglior trombettista di Buenos Aires, Gustavo Bergalli. Jazz and Wine si colora così dei toni latinoamericani. Karl-Heinz Micklin è difficilissimo, se non impossibile, ascoltare in Italia, e invece a questo festival non è l'unico musicista di questo valore, uno dei meriti importanti di questo festival. Completamente diverso il sound all'Abbazia di Rosazzo con la chitarra di Garrison Fewell e l'impressionante spettro vocale di Boris Savoldelli, più noto negli Stati Uniti che in Italia. Tra poco alle 21 al Teatro Comunale di Cormons un'altra vocalist rivelazione, la giovane coreana Yoon Sung Ha nella sua unica performance italiana per il 2014. In occasione del 200° anniversario della nascita di Adolph Sax, che ha inventato appunto il sassofono, uno strumento così importante per il jazz. I sassofonisti ce ne sono tantissimi, ultima giornata, domenica, a Zegla, nei pressi di Cormons, e la cantina Keber, e avremo il quintetto di Mary Alvorson, grandissima chitarrista molto originale, statunitense. E la giornata poi si concluderà al Teatro Comunale, ci sarà l'acuto finale con il grande trio del bassista israeliano Avishai Cohen. E dal 3 novembre a Sacile ancora festival e concerti con il Volo del Jazz.